Siamo Marco e Valeria e siamo Lupita Vin. 25 anni fa abbiamo deciso di venire a vivere qui a Marmora. Siamo tornati nella casa che era del papà di Marco. Senza nessuna esperienza ci siamo lanciati in questa avventura. Lupita Vin è nato con 5 camere e più o meno il ristorante aveva già questi coperti, una quarantina, 50. Poi nel 2012-2013 abbiamo ampliato facendo il primo Clima Hotel del nord-ovest e negli anni abbiamo portato Lupita Vin a essere proprio una struttura green. Ci crediamo veramente tanto, come ha creduto la Valmaera, perché noi abbiamo sposato già dal 99 l'idea di Valmaera, di turismo slow, di turismo solo per i camminatori, solo per le bici. È un posto paradisiaco. L'ultima cosa che abbiamo fatto è stato un giardino, noi lo chiamiamo l'orto dei fiori, perché è proprio un orto, sono dei filari di fiori che abbiamo pensato sia per l'uso in cucina, perché io amo molto cucinare con i fiori, e poi anche proprio per conservare questi fiori, per essiccarli e poi per fare in estate dei workshop, per usarli, per abbellire la locanda. A me piace fare le ghirlande, intrecciare fiori, quindi insomma nell'inverno mi piace fare queste cose. Tanti ci dicono che c'è questa energia nel Pita Vin. L'energia abbiamo voluto crearla anche proprio nella costruzione del nostro giardino. Il nostro giardino è costruito sia con le erbe sia con le forze della natura, infatti è fatto a cerchio, è fatto a spirale. Abbiamo creato un percorso benessere esterno, c'è un percorso Kneip, ci sono da fare a piedi nudi, ci sono diverse sensazioni, dalle pietre più grandi, alle pietroline, al legno. Poi ci sono 5 tinozze di acqua fredda di fiume, proprio di sorgente, e in ogni tinozza ci sono delle pietroline diverse, quindi anche lì sensazioni diverse, molto piacevoli, e si conclude il percorso con 2 vasche idromassaggio di acqua calda aromatizzate, una al pino mugo e l'altra alla menta piperita. Per chi ha coraggio poi abbiamo una vecchia vasca proprio di latta con l'acqua gelida del fiume. Stiamo abbracciando molto una cucina vegetale, perché i piatti sono tutti improntati sulle erbe, sui fiori. La stessa cosa molto anche sulla scelta dei vini, sulle materie prime, che cerchiamo vini naturali, vini biologici. Tutti i prodotti provengono quasi esclusivamente dalla valle o dalle valli limitrofe e si cerca di creare filiera, di creare questa economia che non è solo più turistica ma è anche a 360 gradi. Pita Vin, proprio come parola, è la parte più bassa della borgata Finello. Queste ultime 3 case che vedete arrivando era la borgata, piccolo villaggio del Pita Vin, e il soprannome della mia famiglia. Mio papà e mio nonno li hanno sempre chiamati Che dal Pita Vin, come stranome, perché qua si usa il stranome. E poi alcuni vecchi ci hanno detto che una volta c'era un uccellino che si chiamava Pita Vin, che assomigliava un po' al picchio. Dopo 25 anni possiamo dire che abbiamo vinto la nostra scommessa. Ci avevano scritto una poesia, 2 carissime amiche, una poesia in occitano, e una parte ci è sempre piaciuta per tanto. gruppare i fil che si era intrussati. È bella perché vuol dire siamo tornati qui in montagna per legare i fili che si erano spezzati. Dall'inizio che siamo stati coraggiosi e incoscienti, adesso siamo orgogliosi e felici.